Alberto Grigio risolve lui la partita nel finale, una partita sofferta come abbiamo detto in telecronaca, poi ci è voluto il tuo gol. Sì, venivamo anche da settimana scorsa in cui abbiamo giocato le Final 8, abbiamo giocato 2 partite di fila. Questa settimana è stata anche abbastanza complicata visto tutte le assenze che avevamo appunto quest'oggi, però fortunatamente abbiamo portato a casa il risultato, abbiamo fatto una bella partita di carattere, non abbiamo neanche subito gol, quindi bravi a tutti i ragazzi, insomma. E soprattutto questi 3 punti vi permettono anche di distanziare proprio l'avversario di questa sera, che era lì a 3 punti da voi, adesso è a 6, quindi la zona playoff si fa sempre più vicina. Sì, playoff sono appunto l'obiettivo stagionale, oltre alla qualificazione in Coppa. Questa squadra era una delle pretendenti, è ancora una delle pretendenti, perché insomma il girone di ritorno è lungo. Questa vittoria è stata importante perché appunto è una delle dirette concorrenti ai playoff, quindi è stato doppiamente importante vincere oggi. Senti Alberto, ci avevate un po' illuso in avvio di stagione, poi c'è stato il calo di metà girone di andata, però adesso ci aspettiamo un grande girone di ritorno anche per richiamare il pubblico qui al Palagozzano. Assolutamente. Purtroppo, secondo me, un pochino abbiamo pagato le varie assenze che ci siamo portati dietro tutta questa stagione finora. Però contiamo tanto sul girone di ritorno, siamo partiti con il piede giusto, anche se la seconda partita abbiamo perso appunto con l'Alta Marca, che adesso lotta per la vittoria del campionato, però stiamo mettendo tutto e speriamo appunto di raggiungere questo obiettivo. Soprattutto anche con qualche gol in più di Alberto Grigio come questa sera. Sì, lo speriamo, però comunque faccio i complimenti ai ragazzi che anche stasera mi hanno messo nelle condizioni di fare il secondo gol, insomma.